Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo dalla sicurezza, è sempre scontro tra fautori e sfavorevoli alle zone rosse. A Treviso ieri sera c'è stata a sorpresa una passeggiata ronda del Carroccio lungo le zone critiche del centro. C'erano i leghisti ma non c'erano gli alleati di Fratelli d'Italia. Fanno dei lavori, ma insomma hanno i bambini dentro. Una passeggiata territoriale per la sicurezza, quella messa in campo del gruppo consigliare della Lega lungo le vie critiche della città, da Piazza Borsa a Via Collalto, da Via Roma ai Giardinetti di Sant'Andrea. È la terza organizzata in pochi mesi, a cui questa volta ha partecipato tutto lo Stato Maggiore della Lega, dal deputato e segretario provinciale Dimitri Coin al deputato Gianangelo Boff, dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, con assessori e consiglieri cittadini, con in testa il sindaco Mario Conte, che spiega le ragioni della passeggiata. Per far vedere che la città è estremamente sicura e che si può vivere a qualsiasi ora con grande tranquillità, serenità. Ovviamente le criticità vanno affrontate con un grande spirito di responsabilità, con una sinergia sempre più forte con le forze dell'ordine, ma senza allarmismi. Questo vuol dire semplicemente dire ai cittadini: viviamo la città, viviamola con serenità e spirito costruttivo, perché siamo qui per lavorare, per alzare il livello di sicurezza, però è altrettanto vero che non dobbiamo aver timore e soprattutto non dobbiamo arretrare. I luoghi vanno conquistati e non abbandonati. Una camminata senza nessun militante di Fratelli d'Italia, ma il sindaco non vuole fare polemica. Non è una competizione, però insomma ogni partito pensa a delle iniziative per evidenziare il lavoro svolto. Se domani mattina Fratelli d'Italia mi invita a una loro iniziativa, io parteciperò molto volentieri se riguarda la città. Jeans e maglietta per tutti, uno stile informale per una camminata che vuole tornare ad avere al centro il cittadino, senza nessun retropensiero contro avversari politici. Ma noi in effetti siamo questo, siamo quelli in magliettina e in jeans, poi abbiamo ruoli importanti di grande responsabilità rappresentativa della gente che ci ha votato e anche di quella che non ci ha votato, dei nostri cittadini, e la facciamo con la massima serietà, ma questo dimostra insomma la semplicità anche umana di quello che siamo. Un'oretta che vuole innanzitutto incontrare le persone e aiutarle a vivere meglio nelle zone presidiate, come sottolinea il capogruppo della Lega Schiavon. Si chiede maggiori controlli, come stanno arrivando, abbiamo fatto gazebo sabato e la gente ha recepito, si è avvicinata, ci ha ringraziato, anche questa sera un paio di persone hanno detto bello vedervi, continuate, l'abbiamo fatto questa sera e continueremo anche con altre attività che verranno annunciate nei prossimi giorni proprio in questa strada, quindi stiamo organizzando delle cose molto carine che nei prossimi giorni vedranno la luce, vedranno nuove attività per la socialità in questa zona. Non nega l'assessore Caner che sotto campagna elettorale regionale questa passeggiata potrebbe essere letta con altri intenti, ma il tema della sicurezza va sempre sostenuto. Quando si è sotto campagna elettorale si alzano gli animi, ci sono gli scontri anche tra i partiti, anche all'interno a volte degli stessi partiti, questo è normale, però io credo che vada tenuta alta l'attenzione soprattutto sul tema della sicurezza, che è un problema perché c'è anche un disagio giovanile che è molto alto, elevato, e bisogna intervenire a 360 gradi. Infine il deputato Boff ricorda che proprio la Lega iniziò con le ronde, dunque le passeggiate sono nel DNA del partito. Noi siamo quelli delle ronde ancora quando nessuno pensava che uno potesse scendere in strada per garantire la sicurezza del proprio territorio. Tra alcune giovani in Via Collalto però la sensazione di sicurezza ancora non c'è. Io comunque ho quasi 22 anni e tuttora i miei genitori non si sentono sicuri a lasciarmi tornare a casa da sola, che sia a piedi, in bici o in qualsiasi modo. E anch'io stessa non li biasimo perché appunto neanch'io mi sentirei sicura. Il servizio di Elena dal Forno, vediamo adesso, restiamo a Treviso e sentiamo ancora sulla sicurezza l'inaugurazione di Sile Garden, cioè una rassegna di eventi ai Giardini di Sant'Andrea proprio con la volontà di arginare il degrado. Sentiamo. Dove c'è musica c'è energia, c'è persone che girano, che ascoltano. Dal mio punto di vista di musicista c'è vita.
Giardini di Sant'Andrea a ridosso della zona rossa. Per la seconda estate consecutiva contro il degrado si mettono in campo musica, teatro, aree picnic. Al via la rassegna Sile Garden che proseguirà fino a settembre. Tutti i giovedì ci saranno i concerti di jazz, il venerdì ci saranno i concerti di blues e poi negli altri giorni, dal mercoledì alla domenica, attività varie. Bisogna scoprirle, ma soprattutto bisogna percepire il fatto che questo luogo è aperto e si può venire a visitarlo. Questa è una soluzione che noi affianchiamo all'attività di deterrenza che facciamo con le forze dell'ordine, quindi continuiamo questo processo di rendere sempre più sicura la nostra città, dove il prefetto ha individuato la necessità della zona rossa, l'abbiamo fatto con la zona rossa. In tutto il resto della città lo facciamo attraverso eventi come questo, Sile Garden, che porta bellezza e cultura, lo facciamo attraverso le attività della polizia locale, un presidio importante, costante nelle ore pomeridiane anche nei nostri quartieri e in sinergia con le forze dell'ordine. Questi sono gli ingredienti della ricetta per una città sempre più sicura. Nel giorno del vertice di maggioranza, Conte a tu per tu con il consigliere di Fratelli d'Italia che per primo ha chiesto il prolungamento della zona rossa in via Collalto, Alberto Ciamini. L'idea di fare di Sant'Andrea un contenitore musicale è stata proprio di Ciamini. Quando le proposte sono realizzabili vengono accolte, ha commentato il sindaco. Sarà un luogo che alla sera, dalle 21 in poi, sarà animato, quindi io confido molto e siamo assolutamente convinti che sarà un'opportunità importante per la città. La musica attirerà turisti e visitatori e farà fare un salto di mentalità anche ai trevigiani che generalmente questa zona la evitano. Credo che la mentalità o la frequentazione, l'abitudine alla frequentazione di alcuni luoghi è data anche proprio dalle situazioni contingenti che si propongono. L'assessore Teresa De Gregorio del Comune di Treviso. Adesso andiamo a Padova perché la violenza giovanile contribuiscono anche i trapper, in particolare questo baby touché che ha picchiato il gestore di una piscina. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo all'interno del complesso delle piscine comunali di Monselice. Ringraziamo Marco Canova che è il gestore di quest'area. È stato proprio lui ad essere aggredito 2 pomeriggi fa da baby touché. Purtroppo insomma il trapper è noto alle nostre cronache, ne abbiamo raccontato varie volte ad Aspo, da varie città del Veneto, anche da comuni come, pensate, il piccolo Ponte San Nicolò. Che cosa è accaduto? Intanto Marco, lei sta bene? Io sto bene, sono finito a terra, nulla di grave, pochi giorni perché devo fare un accertamento per i raggi, però il problema non è che io sono caduto a terra, ma è quello che è successo. Cosa è successo? Molto semplicemente, a richiamo di una nostra addetta, perché un gruppo di ragazzi si stava prendendo il lettino da solo invece di aspettare il personale, gli hanno chiesto il biglietto di pagamento, loro avevano pagato l'ingresso ma non avevano richiesto il biglietto, la ragazza li ha invitati, se volevano, perché non è obbligatorio, come vede è tutto gratuito, gli ombrelloni, andare in segreteria. E io non ero presente, ma è stato riportato da questa ragazza che poi è corsa in segreteria molto agitata, hanno iniziato ad offenderla, a minacciarla e a prendersi i lettini, testimoni dei nostri clienti, al che allora io sono intervenuto, mi hanno chiamato con la radio finché lei arrivava e non c'era questo baby, insomma questo ragazzo qua che personalmente non conosco e neanche mi interessa conoscerlo, c'era l'amico e ho spiegato, guarda che non funziona così con una ragazzina di 20 anni, che è successo? Sono alzati i toni di voce, a quel punto qui c'è una regola, se non rispetti le regole e non ti va di rispettare le regole, la porta è quella. L'ho invitato ad uscire, sono alzati i toni, io a quel punto mi sono recato verso l'altra parte del giardino estivo dove erano presenti gli altri ragazzi per invitarli ad uscire. In quel momento veniva il compagno baby touché verso di me con l'atteggiamento ehi bro, scusa il termine, bro anche no. Gli ho spiegato che non funziona così, che devono stare calmi. Lui, agitato senza nessun motivo, ha iniziato a spintonare, avvicinarsi petto a petto, toccare. Io so che nonostante vengo dal mondo del rugby, io non posso mettere le mani addosso a nessuno e non mi interessa, io devo far rispettare delle regole. Li abbiamo invitati ad uscire, lì è venuto fuori quindi il parapiglia.
mani addosso, spintoni. È intervenuto in mio aiuto uno degli allenatori che stava allenando i ragazzi, perché ha capito che io in quel momento ero provocato. Ho fatto un passo indietro, nel frattempo ho chiamato al telefono subito il 112 che nel giro di pochi minuti è arrivato con una pattuglia dei carabinieri locale e la polizia municipale. Nel momento che io li ho visti avvicinarsi li avevamo aspettati, i carabinieri hanno iniziato a fare il suo iter e la cosa grave è che questi hanno continuato ancora di più a essere esasperati finché, accompagnandoli da dietro e riprendendo la scena, sono volate qualche parola in più e ho subito una spinta. Io tra l'altro mi sono anche inciampato, sono finito a terra e all'uscita hanno continuato a inveire, gettandomi poi in modo violento uno zaino addosso, allungando le mani oltre il bancone e continuando a inveire, come si vede in tutti i video che ho girato, chi me l'ha richiesto, contro le forze dell'ordine. Sì, ce l'abbiamo anche noi, credo sia andato il video. Tra l'altro, insomma, il problema è proprio questo, anche contro le forze dell'ordine. Sì. E non è l'unica banda. Lei ci raccontava prima al telefono, Marco, che questi ragazzi, insomma, tra i 13 e i 20 anni, quando arrivano in gruppo non è la prima volta che le capita di avere questi problemi. No, allora, questo problema qua così sì, non esiste. Cosa sto notando? Io ho 57 anni e dall'età 17 che faccio questo lavoro. Sempre di più ragazzi di Este, io sono di Este, di Monselice, di Milano, origine magrebina o origine americana o finlandese, arrivano e sono non inclini a rispettare le regole, insofferenti. Quando li richiami sbottano, nessun problema, ma cose normali, non gettare le carte per terra, non giocare a pallone, cose normalissime. I ragazzi richiamati, ok, non c'è nessun problema. Capita il caso che non me ne frega niente, io gioco, forze dell'ordine, venite, stanno disturbando e fuori. Quindi il problema è che al di fuori si vedono questi atteggiamenti. Le forze dell'ordine tutti i giorni hanno a che fare con gruppi di ragazzi che non rispettano le regole e sbeffeggiano, e questo mi dà più fastidio, io ho fatto il poliziotto per 2 anni, a 20 anni, sbeffeggiano le forze dell'ordine e questo è intollerante. Qui è un ambiente tranquillo, è un ambiente dove ragazzi di ogni genere, grado, colore della pelle, il problema non è di etnia, è di rispetto delle regole. Ecco, e questo insomma è una cosa davvero grave. Tra l'altro insomma ci sono anche i carabinieri che l'hanno risentita, perché Marco Canova ha sporto denuncia. Certo. Direttore, se non hai altre domande direi che ringraziamo per la sua testimonianza il gestore delle piscine di Monselice, per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, e da Monselice ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, complimenti al gestore della piscina, le parole che abbiamo appena ascoltato. La violenza riguarda molto spesso i proprietari di abitazioni che vengono violate dai ladri. È successo anche al Divincodino, a Roberto Baggio, un comando che era entrato nella sua villa, ha tenuto in ostaggio la sua famiglia per tre quarti d'ora, ovviamente ha razziato tutta la casa dell'ex campione. Sentiamo per la prima volta una sua intervista. Questo è tratto dal sito Open, in cui racconta alcuni momenti di panico con le minacce al figlio e agli altri familiari. Ho sentito da tante persone che hanno vissuto qualcosa del genere. Perché, non lo so, è una violenza che fanno a te, che fanno a tua moglie, ai tuoi figli, con una... Non so neanche come dirtela, con una cattiveria, capito, che non riesci neanche a spiegarti, quando mettono la pistola in bocca a tuo figlio, nella testa, per farci dire dove è la cassaforte, che non abbiamo, ti minacciano, se la trovo ti ammazzo, e tutta una serie ti stanno in casa per 3 quarti d'ora sequestrandoti da tutto. Parte del lungo racconto di Roberto Baggio al sito Open. Vediamo i dati dei carabinieri. Ieri la festa dell'arma in tutte le città del Veneto per l'anniversario della fondazione, e dati preoccupanti perché c'è un generale aumento di truffe agli anziani, violenza di genere e furti nelle abitazioni. Vediamo.
Oltre 400 codici rossi affrontati in provincia di Treviso negli ultimi 12 mesi. Spicca il dato sul contrasto alla violenza di genere, in particolare contro le donne, tra i numeri con i quali il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo, ha riassunto l'attività dei carabinieri, celebrando in piazza Duomo il 211° anniversario di fondazione dell'Arma. Il dato non va letto come un incremento delle condotte, ma come una maggiore, finalmente attesa, attenzione e fiducia nei nostri confronti di tutto l'operato delle forze dell'ordine, nella possibilità di comprendere che solo attraverso una denuncia si può arrivare a liberarsi di questo tipo di condotte. Oltre 36.000 servizi di prevenzione svolti, 2.000 in più rispetto all'anno precedente, più di 141.000 i controlli su strada con un incremento di oltre 18.000. Controllo del territorio prioritario dunque, innanzitutto per la lotta ai furti nelle abitazioni e nelle attività economiche. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per incrementare la proiezione esterna, anche grazie all'arrivo di tanti nuovi carabinieri. Abbiamo incrementato esponenzialmente il numero di ore esterne, ritenendo che sia l'unico strumento sia quello di incrementare la presenza nelle strade e sperare che i servizi di prevenzione, la nostra rete di controllo del territorio possa arginare questo fenomeno che in alcuni periodi dell'anno è certamente non trascurabile. In aumento denunce e arresti, in particolare nei primi 5 mesi del 2025. Anche nel computo dell'attività dei carabinieri pesa il tema criminalità giovanile. Si fa prevenzione, oltre 8.000 gli studenti incontrati dai militari nelle scuole. Il fenomeno esiste, ma a livello preventivo e repressivo credo che ci siano state intraprese tutte le iniziative che fosse necessario intraprendere. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono arrivati 150 carabinieri giovani. Noi riteniamo così di poter interloquire al meglio con tutte le varie generazioni. C'è bisogno di conoscere il loro modo di dialogare, il loro modo di relazionarsi, i loro bisogni. Con gli studenti degli istituti a indirizzo artistico, il comando provinciale ha realizzato un progetto sulla legalità. Le opere più significative sono state esposte sotto il colonnato del Duomo, una collaborazione andata al di là di quella che può essere la diffidenza da parte dei ragazzi. È una cosa che rende anche tanto onore ed è un bel avvicinamento tra il mondo adulto e quello giovanile anche. Ci sentiamo anche abbastanza al sicuro se le persone seguono tutti quanti le regole. Ovviamente siamo tutti quanti sotto il loro controllo, siamo tutti in difesa loro, ovviamente. Tra i militari insigniti di encomi e riconoscimenti, gli investigatori che hanno indagato sull'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano, 44 i militari che negli ultimi 12 mesi hanno riportato lesioni in attività operativa. E c'è qualche caso che l'ha colpita anche umanamente in particolare in quest'ultimo anno? Non c'è mai una graduatoria, vorremmo far sentire tutti più sicuri, quindi insomma per noi ogni volta qualcuno sia in sofferenza per noi è una sconfitta. Servizio di Lina Paronetto. Adesso andiamo in diretta a Roncade da Lucio Zanato perché sono stati celebrati i funerali dell'uomo travolto da un trattore, l'ennesimo incidente di persone che vengono uccise dal mezzo che stanno conducendo. Lucio Zanato in diretta. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, sono con il sindaco di Roncade Marco Donadel, una cerimonia toccante, tutto il paese attorno alla famiglia Pavanetto per la scomparsa di Angelo, morto a 59 anni il 1° giugno mentre stava utilizzando un trattore. A un certo punto il mezzo si è capovolto e lui è rimasto schiacciato sotto, ma Angelo Pavanetto era soprattutto una persona che aveva un sorriso per tutti. Lui gestiva una tabaccheria in centro qui in via Roma e per molti anni con la mamma aveva gestito anche un ristorante oggi chiuso. Insomma una persona, sindaco, di questa vostra comunità che voi avete salutato oggi veramente con la chiesa gremita. Sì, oggi abbiamo salutato Angelo, hai detto bene, lui era un punto di riferimento per tutta la comunità, aveva sempre il sorriso tra le labbra, sicuri che quando si varcava la soglia del suo negozio trovavi sempre una parola di conforto, era veramente un punto di riferimento per tutti noi. Ecco appunto, il Don Marcello che ha officiato il funerale ha detto lui ha portato avanti le beatitudini, cioè non solo aveva un sorriso ma si è speso per la comunità con grande volontariato, ad esempio con la Sagra. Sì, lui si è sempre speso per la comunità, lui e tutta la famiglia, ripeto, era veramente un punto di riferimento, per lui non esisteva
vedeva il bicchiere mezzo vuoto, lui trovava sempre la soluzione a qualsiasi problema. Mancherà a tutti noi. Devo dire, direttore, veramente tanta gente in lacrime per questa scomparsa, una scomparsa che, come ha detto appunto Don Marcello, per noi così in questa vita terrena non ha una risposta, ma la risposta probabilmente la si vedrà nelle azioni che rimangono nelle persone che appunto Angelo ha frequentato. Linea a te. Grazie a Lucio Zanato da Roncade e ovviamente grazie anche al sindaco Donadel. Vediamo un aggiornamento sull'incidente, un grave incidente del crollo dell'albero a Piazzale Roma. La parola che è passata ai tecnici, mentre la Procura di Venezia nominerà un consulente per chiarire le cause del crollo dell'albero, se poteva essere prevista ed evitata questa tragedia. Già raccolti vari campioni di questo leccio, ricordiamo una donna grave, ancora grave, in ospedale. La Procura di Venezia nominerà un consulente tecnico per chiarire i motivi che hanno portato all'improvviso crollo del leccio di Piazzale Roma e quindi stabilire se la caduta poteva essere prevista ed evitata. Tra gli accertamenti svolti dagli inquirenti c'è anche quello che riguarda un'attività di monitoraggio che avrebbe recentemente avuto luogo proprio su quell'area verde. Si è intanto conclusa la raccolta di una serie di campioni delle varie parti dell'albero come foglie, pezzi di radici e di corteccia, tutte tessere di un mosaico che dovranno fare luce su cosa abbia determinato la caduta. Il tronco appare spezzato alla base. Al momento del crollo sotto l'albero c'era una quindicina di persone. Dei 12 ricoverati la maggior parte è stata dimessa. 2 donne, una in particolare, sono invece rimaste ferite in maniera molto seria e rimangono ricoverate all'ospedale di Mestre. Sono andato a vedere i feriti in ospedale, mi sto occupando di questo, poi ci saranno tutte le verifiche del caso, certamente è una cosa incredibile. Come ve lo spiegate? Non rispondo più a questa domanda, c'è un'inchiesta in corso e cercheremo di capire. In questi giorni si sono sentite formulare diverse ipotesi, ma la vicenda potrà essere chiarita solo dalle analisi e dagli esperti. Il Comune ha deciso di avviare un'istruttoria interna. Il sindaco Luigi Brugnaro ha intanto voluto ringraziare tutti coloro che quel pomeriggio, trovandosi a Piazzale Roma, hanno offerto il proprio aiuto ai feriti. Tutti quanti sono soccorritori, persone anche normali che sono andate. Questa cosa qua non è scontata, vanno ringraziati tutti, dal primo all'ultimo. Non è scontato, date tutto per scontato, diciamolo, grazie a quei sanitari che stanno combattendo giorno e notte per salvare la vita delle persone. Non è scontato, bisogna rispettarli in tutto e per tutto, loro e i loro familiari. La macabra scoperta poco dopo mezzogiorno ieri, la vittima, un uomo di 54 anni sepolto in mezzo ai rifiuti all'interno della propria abitazione a Tavagnacco. Siamo in Friuli Venezia Giulia, sentiamo il nostro inviato Omar Costantini. Tragedia della solitudine a Tavagnacco. Da alcune settimane un uomo di 54 anni non dava notizie di sé. Poi, poco dopo mezzogiorno, il giallo risolto. L'irruzione, sfondando la porta d'ingresso, da parte dei carabinieri del radiomobile di Udine, allertati da alcuni passanti per l'odore nauseante uscire da quella piccola abitazione in via Matteotti, incastonata nella centa del borgo rurale. I militari, davanti ai loro occhi, hanno trovato una scena horror. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, ricoperto da una montagna di rifiuti e il fetore irrespirabile. Sul posto celermente i vigili del fuoco con 2 squadre, una volante della questura e il servizio delle pompe funebri per la rimozione della salma. La vittima, Ilario Zuliani, viveva da sola e la morte, sarà l'autopsia a chiarire tutte le dinamiche, potrebbe essere stata causata da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Dopo il nulla osta da parte del magistrato di turno, quel che restava è stato recuperato e portato all'obitorio di Udine in attesa, come detto, dell'ispezione cadaverica. La neonata partorita nel water in un nightclub di Piove di Sacco, il pubblico ministero ha chiuso le indagini ed è pronto a chiudere il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio volontario. Omicidio volontario perché, secondo i periti del tribunale, Melissa Russo Machado, la donna di 29 anni che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi ha partorito nel water una neonata, è capace di intendere e volere. La procura di Padova ha chiuso le indagini sulla morte della neonata annegata nel bagno del serale club di Piove di Sacco. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nonostante le sue affermazioni, la donna, che si trova agli arresti domiciliari in Puglia nella casa di famiglia, avrebbe
avrebbe avuto piena consapevolezza della sua gravidanza. Quella notte nel bagno del locale sarebbe stata sola. Qui avrebbe partorito tentando di liberarsi della bambina tirando lo sciacquone. Solo dopo avrebbe chiesto l'aiuto di un'altra ballerina che a sua volta aveva avvisato i 2 gestori del locale. Adesso la donna dovrà affrontare l'udienza preliminare durante la quale il pubblico ministero chiederà per lei il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise. Andiamo in diretta dal Tivole da Francesca Bozza perché sono stati seri i danni provocati da una violenta grandinata nell'Alta Marca, danni ad auto e coltivazioni. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Con Francesco Ceron abbiamo un po' percorso quello che è stato il tragitto fatto da questa tempesta di grandine. Siamo stati a Busta di Montebelluna e le testimonianze raccolte sono quelle di un bombardamento, di una grandinata mai vista prima, con chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis, palline da golf. Si è poi spostata verso Contea, scendendo verso Altivole, come hai detto giustamente tu direttore, danni alle auto, lavori per i carrozzieri, ma danni anche alle abitazioni. Abbiamo documentato proprio la devastazione della grandine sui muri esterni di una casa, distrutti chiaramente poi anche quelli che erano le sedie, i tavolini esterni, e poi c'è la devastazione alle coltivazioni. Io sono con Daniel Gioni, presidente Coldiretti della zona di Asolo. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Ci ha dato appuntamento qui che insomma le immagini di Francesco Ceron parlano da sole. Questo era un campo di mais alto quanto, presidente? Qui eravamo ieri all'incirca 2 metri di altezza, a metà della fase di levata in questo campo di mais. La grandine, purtroppo, questo evento catastrofale ha dimezzato l'altezza, oltre a creare notevoli danni a quello che è lo stocco e quella che è la superficie foliare. Qui abbiamo danni oggi verso un 70-80%, adesso dobbiamo quantificarli nei prossimi giorni, perché oltre alle piante spezzate che possiamo vedere adesso, dobbiamo vedere quelle rimaste in piedi quante riusciranno a rifiorire e ricacciare ancora foglie nuove per poi crescere. Quali sono poi le altre coltivazioni di questo periodo che sono andate distrutte o gravemente danneggiate? Ci troviamo a una settimana dalla raccolta dei cereali autunno-vernini, quindi orzi e frumenti, dove è passata la grandine e voi capite che abbiamo già un danno dell'80-90%. Molte aziende si stanno chiedendo se vale la pena andare a trebbiare con la trebbia, fare ulteriori spese, oppure entrare direttamente con l'aratro per poi riseminare qualche altro cereale estivo. Tutto in pochi minuti. Qui ci diceva sono caduti 25 mm di pioggia, poco distante solo 9 mm, si è proprio spostato a macchia di leopardo questa tempesta. In pochi minuti una devastazione, insomma una grandine che ha preoccupato anche i cittadini. Ci dicevano quando eravamo in casa avevamo paura perché c'era un rumore fortissimo. È stato accompagnato da un vento molto forte e la grandine, sappiamo, quando raggiunge certe dimensioni poi fa notevoli danni quando cade a suolo. Sulle case, le abitazioni, i fotovoltaici, sulle piante ha spezzato rami, ha ribaltato alberi, ha piegato recinzioni, ma nei seminativi, come ho detto prima, abbiamo dei danni notevoli e purtroppo abbiamo una vasta area molto estesa. Eravamo abituati a eventi molto circoscritti, oggi invece ci troviamo che la zona di partenza è da Bassano con un'intensità maggiore qui ad Altivole, che però si ferma in direzione di Arcade, quindi abbiamo un territorio all'incirca di 250 ettari coltivati che siamo con danni ingenti. C'è anche un altro aspetto collegato direttamente a questo, che è quello legato alla zootecnia, perché chiaramente sono settori tra loro collegati e questo comporterà delle conseguenze per quanto riguarda il mangime degli animali. Noi sappiamo che tutti i seminativi che sono in provincia di Treviso entrano nella filiera della zootecnia da carne e da latte, quindi tutti i prodotti di allevamento, sia i latticini che i formaggi, che tutte quante le carni rosse e bianche, derivano dal consumo in azienda, la trasformazione dei cereali. Oggi ci troviamo di fronte a dover sopperire a questa mancato reddito, mancata produzione, forse andando a recuperare materiale dall'estero, prodotti dall'estero,
che non è sicuramente la soluzione migliore. Qualcuno sta ripensando, compreso io, di andare a riseminare ora, visto che si fa ancora in tempo, qualche altro cereale estivo, in modo da poter reintegrare l'azienda con alimenti per gli animali per il prossimo anno, perché noi sappiamo che la stagione è cominciata a marzo, finisce a settembre, ma poi il periodo invernale siamo in stop, quindi dobbiamo rispettare il prossimo anno, mentre la stalla lavora 365 giorni all'anno. Questi sono costi che si aggiungono fuori programma, che poi avranno delle ripercussioni nella filiera finale. Sicuramente abbiamo visto che ultimamente i prezzi al supermercato sono saliti appunto dovuti a vari eventi tra la guerra e altre catastrofi. Noi adesso con questa situazione logicamente dobbiamo rincarare quelli che sono i nostri prodotti, altrimenti l'azienda non rimane in piedi. Non possiamo pensare di andare a indebitare ancora di più le aziende messe sotto stress, perché dico qui ad Altivole è il quarto anno di seguito che subiamo la grandine, un po' più un po' meno, ma una perdita di prodotto del 20, il 30, il 50, l'80%, un'azienda fa fatica anche a rimanere in piedi poi. Insomma, questo è il bilancio chiaramente provvisorio, la vera e propria conta dei danni nei prossimi giorni, ma le percentuali che ci ha detto il Presidente sono davvero significative ad evidenziare quella che è stata la furia di questa violentissima grandinata che, come detto, da Montebelluna scendendo verso Altivole ma arrivando fino a Riese, poi Volpago, Povegliano, Villorba, insomma una vasta area, lo specificava il Presidente, interessata da questa grandinata. Io ringrazio il Presidente Daniel Gioni, Presidente appunto Coldiretti della zona di Asolo, ringrazio Francesco Ceron per le immagini che parlano da sole e la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza e Francesco Ceron da Altivole. Oggi in regia ci sono Tony Esposito e Andrea Basso. Andiamo avanti con la cronaca. A Padova la polizia ha arrestato un tunisino di 18 anni che stava spacciando droga in un parco pubblico. Era seduto su una panchina del parco Milkovic a Padova quando, notando una volante della polizia, ha nascosto un involucro all'interno di una scarpa da ginnastica. Gli agenti della questura lo hanno quindi fermato e perquisito, trovando 3 involucri contenenti hashish, oltre a denaro contante, probabile provento di spaccio. Un 18enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, è stato arrestato, misura poi convalidata dall'autorità giudiziaria e con provvedimento del questore Marco Dorisio è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo per un suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Maxi sequestro a Padova, i sigilli delle fiamme gialle a 7,5 milioni di prodotti alimentari non sicuri. C'era di tutto negli scaffali del capannone della zona industriale controllato dai militari della sezione operativa pronto impiego del gruppo della Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con l'ULSS 6 Euganea. Bacchette, scatole in alluminio, contenitori in plastica, bicchieri e vari altri oggetti destinati al contatto con gli alimenti per un totale di 7,5 milioni di pezzi, tutti sequestrati per essere ritirati dal commercio perché privi dei requisiti di tracciabilità delle materie prime e delle istruzioni atte a garantirne il corretto impiego. Oltre ai contenitori, sequestrati anche macchinari destinati alla lavorazione o alla trasformazione degli alimenti. Anche il locale dove sono intervenute le fiamme gialle non era noto alle autorità sanitarie. Il titolare della ditta è stato segnalato al comune. Servizio di Chiara Gaiani, ricorderete forse l'assalto di un comando paramilitare ad un furgone portavalori in A27, sono stati condannati i basisti a 28 anni complessivi di carcere, la sentenza nel Tribunale di Treviso. 9 anni e 4 mesi ciascuno è la condanna inflitta in primo grado ai 3 basisti del comando che il 18 ottobre del 2016 assaltò il portavalori in A27 a Silea. I banditi, mitra in mano, bloccarono un furgone blindato della Civis che trasportava oltre 4 milioni di euro in denaro liquido. L'agguato, studiato nei minimi dettagli, avvenne tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud. In tribunale a Treviso la dura sentenza nei confronti dei 3 di 42, 56 e 58 anni che dovevano rispondere
rispondere del reato di rapina, detenzione illegale di armi, ricettazione e lesioni personali. Un colpo messo a segno oltre che dagli imputati da altre 10 persone mai identificate. Per bloccare il blindato nell'agguato furono utilizzate 4 auto e un camioncino precedentemente rubati nel Foggiano. I mezzi erano stati trasportati a Treviso utilizzando un tir che arrivò a Silea e che venne parcheggiato nel capannone di una ditta il giorno del colpo. All'interno ci sarebbero stati i veicoli rubati e le armi utilizzate per l'assalto. Per bloccare il blindato, il comando utilizzò dei chiodi che disseminò lungo l'autostrada. L'intero tratto venne praticamente bloccato. Nell'assalto rimase ferita una guardia giurata colpita di striscio da un proiettile sparato dai malviventi. Un colpo che però non fruttò quanto avevano pensato i banditi. Grazie ai sistemi di sicurezza del furgone blindato riuscirono ad asportare circa 400.000 euro. I mezzi usati dai malviventi erano stati spruzzati con la polvere di un estintore per cancellare ogni impronta e traccia biologica, stessa tecnica a quanto pare utilizzata anche per altri assalti simili come quello in Toscana. Il resto della banda è ancora libera. Servizio di Daniela Sizia, vediamo con la nostra regia i titoli del giornale di Vicenza. La prima pagina: una donna investita da una Smart mentre attraversa in Viale Mazzini, è grave. E poi a Schio scoppia un incendio al liceo artistico Martini, la scuola è stata evacuata, nessun danno per gli studenti. Schianto tra 2 auto e un furgone, 4 feriti tra cui una mamma e un bimbo di 2 anni, questo è successo a Lonigo. E ancora perde il controllo dell'auto che si ribalta, conducente miracolata. Alta Villa Vicentina, giovane papà morì schiacciato in magazzino, chiesto il processo per il manager. Ancora sulla sicurezza, come arginare la delinquenza, se lo chiedono in tanti nei comuni ma anche nelle istituzioni, ci provano Prefettura e Comune di Belluno sottoscrivendo un accordo. Sicurezza è uno dei temi centrali in tutte le città italiane, se non forse il principale. Anche a Belluno, che per fortuna non ha i problemi di una metropoli, si agisce per prevenire e arginare fenomeni malavitosi e lo si fa con un patto firmato tra prefettura e amministrazione comunale. Sarà utile soprattutto per implementare il servizio di videosorveglianza, che è un'attività fondamentale per prevenire e reprimere i reati. Perché è necessario fare un patto? È propedeutico proprio, oltre che per assumere degli impegni in materia di sicurezza, anche per la implementazione, per poter aderire ai progetti statali sul finanziamento dei sistemi di videosorveglianza. Videosorveglianza che ormai in tante indagini si è rivelata preziosa per individuare i colpevoli, ma che si spera possa anche fungere da deterrente. È uno strumento operativo molto efficace, dai tanti risvolti, dall'implementazione della videosorveglianza a un migliore, se possibile, coordinamento tra l'istituzione comunale e le varie forze dell'ordine sul territorio, a una presenza più capillare delle stesse nell'ambito comunale, ma è soprattutto uno strumento che risponde all'esigenza giusta di sicurezza da parte della cittadinanza, cercando di far combaciare la sicurezza percepita rispetto alla sicurezza reale. La nostra realtà è una realtà per fortuna tranquilla, non bisogna mai abbassare la guardia. Questo strumento è una risposta concreta, effettiva e efficace rispetto a tutte queste istanze che promanano dal territorio e a fronte delle quali c'è una sinergia perfetta, una sintonia di intenti tra il Comune di Belluno, la Prefettura e tutte le forze dell'ordine. Il decreto sicurezza appena approvato in Parlamento potrebbe offrire un'arma in più nel contrasto ai borseggiatori a Venezia, borseggiatori e borseggiatrici. Così il sindaco Luigi Brugnaro, che è favorevolissimo a questo intervento dell'esecutivo, e il prefetto Darco Pellos a sua volta promuove l'istituzione delle zone rosse. Lato borseggi noi speriamo che anche le innovazioni normative portino dei risultati nel breve periodo. È chiaro che il borseggio è uno dei fenomeni più perniciosi perché colpisce tutti gli strati della popolazione, ma soprattutto quelli più poveri, e quindi in qualche maniera bisogna cercare di contrastarlo nel migliore dei modi. Dall'inizio dell'anno i carabinieri di Venezia hanno identificato e denunciato 84 borseggiatori. Alla celebrazione del 211° anniversario di fondazione dell'Arma si parla anche della piaga borseggi, gettando uno sguardo alle novità introdotte dal decreto sicurezza per contrastare un fenomeno la cui diffusione in città desta un crescente allarme.
Per esempio le mamme con i bambini che hanno bambini piccoli addirittura dovranno rispondere i genitori di bambini che trovano a delinquere, le donne con i bambini non è detto che non possono più essere carcerate, c'è gente che faceva delinquere, andava a delinquere o faceva delinquere i figli o loro stessi e poi dicevano che avevano un bambino piccolo. Al di là delle innovazioni del decreto sicurezza, il 2025 è ed è stato connotato dall'introduzione delle cosiddette zone rosse, non solo a Venezia, ma anche con l'arrivo della bella stagione a Chioggia e a Jesolo, con tanto di controlli effettuati attraverso metal detector portatili. La zona rossa è positivo, in questo momento abbiamo registrato un'attenzione molto elevata anche da parte della popolazione favorevole a questo tipo di intervento. Noi, come avete visto, lo facciamo periodicamente perché non diventi una cosa statica che poi diventa rutinaria e proprio per questo i risultati in questo momento possiamo dire che sono più che soddisfacenti, insomma, sia nel capoluogo che nelle altre 2 città dove si sono attuati questo tipo di dispositivi. Abbiamo parlato del decreto di sicurezza e delle zone rosse ieri sera a Focus, abbiamo fatto degli ascolti davvero molto grossi. Vediamo cosa ha detto a riguardo il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso. Nel senso che dopo entri nel merito della questione personale della polizia locale, tipo l'utilizzo dei taser piuttosto che altro, o l'utilizzo addirittura della pistola, non tutti sono convinti di utilizzarla, perciò diventa un problema questo tipo di gestione. Ritengo che invece sia da potenziare effettivamente i corpi principali dello Stato che hanno anche tutti i mezzi e gli strumenti per poterlo applicare. Noi abbiamo un po' le armi spuntate, abbiamo la polvere bagnata di acqua, possiamo agire, come diceva il generale, sulla prevenzione ad esempio mettere le telecamere di videosorveglianza nel mio paese è stata prevenzione e questo sicuramente mi ha aiutato, il controllo di vicinato sicuramente mi ha aiutato, dopodiché per cose un po' più pesanti serve qualcosa di più efficace, di più importante, quindi il decreto sicurezza indubbiamente avrà dei lati positivi, perché il discorso dell'occupazione delle case, la tutela legale delle forze dell'ordine, l'inasprimento delle pene contro le truffe agli anziani, cioè la questione sua delle carceri che diceva lei è un tema sicuramente da affrontare, ma questo viene prima. Dopodiché parliamo anche delle carceri, sul recupero delle persone. Oltretutto ci sono persone che possono essere recuperate, che vogliono essere recuperate, ma certe, mi permetta, sono irrecuperabili, quindi dobbiamo fare veramente una riflessione importante. Quindi il decreto non ritengo che sia propaganda, è una cosa che i cittadini hanno richiesto, ma soprattutto anche le forze dell'ordine che si trovano ad operare, come dicevo prima, che vogliono essere tutelate. Cioè non può essere che una forza dell'ordine, un comandante, un poliziotto debba stare attento quando si trova ad affrontare determinate situazioni pericolose che dopo magari gli si ritorce contro l'intervento che ha fatto. Il sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso ieri sera a Focus. Andiamo adesso a Colle Umberto, dove nella chiesa di San Martino si sono svolti i funerali di Matteo Tomasi, il 25enne morto mentre era in sella alla sua moto. Tutto il paese per l'addio tra maglie di calcio e il rombo degli amati motori. Arrivano le auto dei familiari facendosi largo tra la tanta gente che percorre la salita che porta alla chiesa di San Martino. Un paese intero qui per Matteo Tomasi, per tanti Leo, per altri Toma. Sulla bara chiara, rose bianche e rosse. La semplicità di chi ha vissuto in semplicità, con lo spirito dell'amicizia a guidarlo sempre. A celebrare il rito Don Luca in un giorno in cui le parole non riescono a trovare forma e lascia tutti sguarniti e impotenti. Letta la preghiera dei motociclisti. Grazie Signore per il cielo, le campagne, i fiori, per avermeli fatti vedere così diversi e belli e così tanto miei. Grazie Signore per avermi dato ogni volta la gioia del ritorno alla mia casa. Centinaia le persone che hanno affollato la collina sulla quale sorge la chiesa, tra loro tanti amici e compagni di Matteo, la squadra del Hollywood, gli amici dei motori e dei raduni. E sono loro a rendergli omaggio, gli amici del calcio, con una lettera. Le tue parole non erano mai
nostro portierone Tom. Quest'anno è stato pieno di gioie e soddisfazioni, come l'ultimo rigore da te parato. Eravamo pronti a festeggiare insieme, ma purtroppo non sarà possibile. Tuttavia cercheremo di farlo per te, per mantenere vivo il ricordo della persona incredibile che eri. Sei e sarai sempre nei nostri cuori. Al termine della cerimonia, una lunga fila di moto ad accompagnare il feretro al vicino cimitero, seguito da un composto ma assordante rombo di motori. Servizio di Edi Caliman. E adesso andiamo a Roventa Vicentina, dove l'Istituto Masotto è finito nella bufera con l'accusa di aver organizzato dei corsi paramilitari per i suoi studenti. Oggi è la scuola a smorzare i toni accesi della polemica, spiegando le finalità di questo corso. Istituto Masotto, serve un corso di sopravvivenza, sì, per superare la bufera politica. Ad accendere la miccia, un corso organizzato per le classi prime, con lo scopo di amalgamare il gruppo, di fare squadra. Qualcuno lo ha bollato corso paramilitare, ma oggi la scuola respinge con forza questa definizione. Mi è venuto da ridere, assolutamente, perché i nostri ragazzi non li porteremo mai ad attività di questo genere, non ha nulla di paramilitare. È un corso di team building, il cui obiettivo fondamentale era quello di far sperimentare agli studenti delle attività di tipo cooperativo per combattere il bullismo o forme di mancata collaborazione e cooperazione in classe. L'istituto, accusato di essersi trasformato in una scuola d'addestramento militare, insomma, ha fatto tutt'altro. I fondi europei per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica sono stati investiti in un progetto che ha permesso agli studenti di fare un'esperienza che nulla ha a che fare con il mondo militare e delle armi. I ragazzi hanno partecipato a varie attività, tra le quali quelle di imparare a socializzare tra loro e a attività di team building che passavano da attività molto semplici quali accendere il fuoco oppure sapersi orientare con una cartina in mezzo ai boschi. Poi hanno utilizzato una canoa per salire tutti assieme e remare nella stessa direzione, anche questo aiuta lo spirito di gruppo. E poi la parte anche molto interessante e utile della la parte medica, il soccorso, cosa fare in caso di emergenza. Oggi la scuola spegne le polemiche e ricostruisce le intenzioni di un corso che non ha nulla a che fare con la violenza, ma che al contrario ha introdotto i temi della solidarietà, del fare squadra tra gli studenti. E anche il sindaco di Noventa difende l'Istituto Masotto, che forma i futuri lavoratori, dirigenti e imprenditori del Vicentino. È un fattore importante la formazione dei nostri studenti, perché saranno i futuri lavoratori, ma anche un input affinché questi magari un domani diventino i prossimi imprenditori, perché qui la crescita della scuola è vista anche come crescita del territorio e su questo il Comune di Noventa Vicentina e tutte le istituzioni sono particolarmente attente. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, passiamo ad un'altra polemica che riguarda, si accende a Limena tra una maestra elementare e l'assessore all'istruzione. Sono state presentate tra 12 donne illustri su un opuscolo, è stata presentata anche Giorgia Meloni e è scoppiato un putiferio. Vediamo. Scoppia la polemica politica a Limena attorno ad un opuscolo promosso dall'amministrazione e che in questi giorni viene distribuito nelle scuole. L'assessore all'istruzione, Eleonora Paccagnella, va nella primaria, racconta ai bambini le storie di 12 donne illustri che hanno segnato la storia del nostro paese e improvvisamente scoppia la contestazione. Tra loro c'è anche Giorgia Meloni come prima presidente del Consiglio donna e una maestra accusa l'assessore di fare propaganda politica. Giorgia Meloni è una donna che ha rotto il tetto di cristallo, perché è il primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana e quindi l'abbiamo menzionata insieme
insieme ad altre donne che hanno raggiunto dei risultati in politica importanti. C'è anche Tina Anselmi, c'è anche Nilde Iotti con una biografia scritta dettagliata della loro storia politica e dove nessuno insomma ha avuto da ridire. Momenti di tensione tra l'altro davanti ai bimbi, poi tentativo di abbassare i toni. Sono un po' dispiaciuta da quello che è successo, sono sempre qui pronta e disponibile per chiarirci, perché insomma io ho massima stima nei confronti di tutte le insegnanti. Raccontiamo storie di donne che hanno fatto la storia, che hanno fatto la differenza, che hanno raggiunto un primato, un risultato. Toni concilianti dunque da parte dell'assessore, che però resta convinta della bontà e dell'imparzialità del progetto e ora attende le scuse della maestra. Non mi va molto di rientrare insomma in quello che è successo, evidentemente ha avuto un punto di vista diverso che abbiamo chiarito, chiariremo, forse è stato interpretato male, io ripeto, sono qui, sono disponibile e aspetto anche delle scuse. Intanto prosegue la distribuzione dell'opuscolo in collaborazione con le scuole, mentre sindaco e assessore tengono la porta aperta per tutti i doverosi chiarimenti. Servizio di Federico Fusetti. Andiamo a Bassano del Grappa sul tema della futura sede della scuola Pascoli. C'è stato un nuovo incontro tra i rappresentanti dei genitori e gli alunni. Le tensioni però non accennano a placarsi, saranno fondamentali i prossimi 10 giorni. Ci dice tutto Monica Smiderle. Alta tensione tra i genitori della scuola Pascoli e il comune di Bassano. Non piace la soluzione proposta dall'amministrazione che prevede il trasferimento dei bambini dall'attuale sede temporanea, ovvero il Tribunale di via Marinali, alle Canossiane di Viale dei Martiri. Per le famiglie la sede ideale, sia in termini di spazi per la didattica che di trasporti, sarebbe l'Istituto Scalabrini, disponibile però soltanto da dicembre. Le Canossiane sono disponibili da domani, mentre l'Istituto Scalabrini per lavori interni che deve fare più o meno come disponibilità siamo intorno a fine anno. E poi successivamente anche il Comune dovrebbe fare alcuni lavori. Non abbiamo né siglato accordi né abbiamo preclusioni su quello che può essere uno spazio o l'altro. Siamo anche noi desiderosi insomma di offrire la soluzione migliore ai ragazzi della Pascoli, però appunto partiamo da questo dato oggettivo. La scelta dell'Istituto Scalabrini a questo punto è vincolata alla risposta che darà il Ministero, al quale è stato chiesto di poter allungare fino a dicembre il periodo di utilizzo degli spazi del Palazzo di Giustizia. Da Roma però non è arrivato ancora nulla. E abbiamo inviato una lettera corredata anche dalla raccolta firme fatte dai genitori proprio per chiedere questa disponibilità di lasciare i ragazzi fino a dicembre. Non abbiamo ancora avuto una risposta e stiamo in attesa. Ufficiosamente parrebbe che non ci fosse questa disponibilità, però appunto restiamo in attesa dell'ufficialità. Il sindaco su questo si è già mosso tempestivamente, anche quando comunque era già sceso a Roma per la questione del tribunale, però appunto purtroppo non avendo noi la piena disponibilità di quello stabile, non possiamo occuparlo senza un'adeguata approvazione. Se dal Ministero dovesse arrivare l'ok, il Comune si dice pronto a chiudere il contratto con gli Scalabrini. Noi non abbiamo alcuna preclusione, non abbiamo fatto alcune scelte, cioè non abbiamo detto che per noi è idonea una scuola o l'altra. Sappiamo bene le differenze anche di spazi che ci sono, però appunto il problema deriva da questa disponibilità o meno del Tribunale. Il tempo stringe, i prossimi 10 giorni saranno fondamentali per decidere la futura collocazione della scuola Pascoli. Andiamo a Vascon, dove i genitori degli alunni protestano per una questione riguardante i pulmini scolastici. Tra calo demografico e ristrutturazioni non c'è pace per le scuole della provincia. Tra quelle che chiudono e quelle che sono costrette a fondersi per risparmiare sulle spese c'è anche il plesso di Vascon di Carbonera, che il prossimo anno chiuderà, oggetto di una protesta da parte di alcuni genitori per il pulmino scolastico offerto loro a pagamento, mentre ai residenti di Pezzan è stato dato in modo gratuito. Quello che mi domando io oggi è perché ai ragazzini delle scuole di Vascon, che adesso verranno trasferiti presso il plesso di Mignagola, venga dato sì il pulmino ma a pagamento a 160 euro l'anno.
A farsi portavoce della protesta dei genitori, che però non sono tutti uniti, è Michele Bulgarelli, che ha già iscritto la figlia alle scuole di Macerata per il prossimo anno, ma che tuttavia vuole esporsi per una causa anche insieme al suo gruppo, i Barba Papà, che si occupa di fare volontariato per i più piccoli. Il comune, quando gli è stata posta la domanda del perché a Pezzan avete offerto il pulmino, anche se era una giunta precedente a questa, c'è stato detto quello era un disservizio. Quando è stato detto dell'asilo di Mignagula c'è stato detto questo è un disservizio. A me non mi sembra che la chiusura della scuola di Vascon non sia un disservizio, mi sembra che sia un disservizio bello e buono. A rispondere alla domanda la sindaca Federica Ortolan, che spiega con le ragioni demografiche la chiusura e i costi, la cui sostenibilità verrà garantita solo con almeno 10 bambini iscritti. Solo al termine alla procedura di affidamento del servizio si potrà valutare eventuali riduzioni o gratuità nei confronti dei ragazzi che frequenteranno la quarta e la quinta elementare. In questa fase preferiamo garantire la sostenibilità di un servizio piuttosto che concentrarci su agevolazioni di facciata. Si aggiunge anche Cristiana Sparvoli, capogruppo di Impegno Civico all'opposizione nell'amministrazione, che annuncia un'interrogazione in Consiglio, ma anche una domanda. Ma soprattutto chiederemo che cosa si pensa di fare oggi di questo edificio, se c'è una progettualità, se può diventare una casa della comunità, dove i bambini, gli anziani, le famiglie, le associazioni possono ancora incontrarsi e coagularsi intorno ad un posto storico per la frazione. I lupi che sono sempre più presenti sul nostro territorio, è stato avvistato un branco a Marostica, sentiamo il servizio della nostra redazione di Bassano del Grappa. Ancora lupi a Marostica, ancora paura ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni, dove ormai i selvatici sono presenti con almeno 2 branchi. Uno di questi è molto attivo sulle colline marosticensi, dove spesso vengono predate pecore e caprette, ma ogni tanto sparisce anche qualche cane, qualche gatto che diventa il pranzo dei predatori. Qualche ora fa la titolare di un locale di Valle San Floriano è uscita in strada per tornare a casa alla fine del turno e si è trovata di fronte addirittura 5 lupi che camminavano in fila vicino all'edificio. La donna è rimasta paralizzata dal terrore e non è riuscita a scattare una foto agli animali, che se ne sono andati senza dimostrare alcuna paura. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Matteo Mozzo, che da mesi invoca un cambiamento nella normativa per poter gestire in modo efficace una situazione che sta spaventando molti residenti e il tessuto turistico e commerciale di tutta la zona. Servizio di Ferdinando Garavello con i nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. La politica con Fratelli d'Italia che apre allo sblocco del terzo mandato. Dopo una prima chiusura il partito di Giorgia Meloni ha lanciato un segnale di apertura con Giovanni Donzelli. Sentiamo il commento di Luca Zaia. Il capogruppo Donzelli parla che non ci sono preclusioni né per i tempi né per il ragionamento sullo sblocco dei mandati. Dall'altro è anche innegabile che se si punta all'unanimità tra le regioni, lo sappiamo tutti che è maggioritaria la posizione dello sblocco dei mandati. Penso che le regioni siano state chiare con il documento che è stato fatto durante il Festival delle Regioni, quello che viene definito il documento di Venezia, e adesso cerchiamo di capire qual sarà il proseguio. Se le cose non cambiano, io ovviamente sono già con un programma chiaro che è quello che si andrà a votare entro il 23 di novembre di quest'anno. Io penso che ci siano tante partite sul tavolo, c'è quella del Trentino che è una partita che oggi vede un'impugnativa del governo e quindi immagino che si andrà avanti alla Corte Costituzionale, la quale si è già espressa nella sentenza della campagna dicendo che le regioni a statuto ordinario non possono predefinire il numero dei mandati, ma quelli a statuto speciale sì. E Trentino, ha detto solo quella a statuto ordinario, cioè ha fatto riferimento solo a ordinario. E quindi leggendo quella sentenza ci pare di capire che difficilmente la Corte Costituzionale smentirà se stessa e quindi non potrà dire che Trento non ha diritto a definire il suo numero di mandati. Poi c'è Friuli Venezia Giulia che ha già annunciato
comunicato giustamente che vuole sbloccare i mandati. Penso che sia corretta la posizione che pone Donzelli e per suo tramite penso anche la maggioranza e spero di questo governo, che un'Italia a mosaico, a macchia di leopardo sul numero di mandati non può esistere, quindi ben venga lo sblocco dei mandati se ci sarà. Così il Presidente Zaia ieri da Roma, ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, sentiamo come ha commentato la notizia il segretario provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Questa natura l'apertura, è un'apertura al dialogo, è un'apertura costruttiva per cercare insomma di ascoltare come dovrebbe fare e come ha sempre fatto il Parlamento, le forze di maggioranza alle proposte che arrivano dai territori, in questo caso da alcune regioni, perché tra l'altro arrivano non da tutte le regioni ma soltanto da alcune, e quelle ovviamente che sono a scadenza del cosiddetto secondo mandato, alcuni anche ovviamente già il terzo. Detto questo, capiremo, penso che la partita per la candidatura a governatore del Veneto sia ancora apertissima, per cui non è assolutamente, come dire, una chiusura, no, alla trattativa, anzi penso che ci vorrà ancora un po' di tempo. Ho letto insomma anche ieri un'ANSA insomma, dove qualcuno riferiva che il nome del candidato potrebbe arrivare, come dire, oltre giugno. Siamo tutti ovviamente in attesa. Quello che stiamo cercando di fare in questo periodo è lavorare ovviamente sui programmi, è lavorare sugli uomini e sulle donne da candidare per farci trovare pronti. Riteniamo che bisogna salvaguardare il centrodestra, quindi il buon governo del centrodestra. Da qui bisogna ripartire per quanto ci riguarda. È un appello che faccio sempre: attenzione, perché non è già vinta, c'è un centrosinistra comunque sia politicamente agguerrito, preparato, per cui sarà una campagna elettorale, mi auguro, ma sicuramente sarà così, sui temi, sui progetti, Questo era Claudio Borgia ieri sera a Focus. Adesso apriamo la finestra sulla sanità, in particolare su quanto si sta facendo per aiutare i malati di tumore del sangue. Stiamo parlando di leucemie e andiamo in diretta a Venezia, credo, da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio all'isola di San Giorgio, dove è appena terminata questa conferenza. Insieme a noi c'è il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Benvenuto, grazie per essere qui. E alle nostre spalle la vedete, questa splendida imbarcazione a vela. Perché? Perché è stato presentato un importante progetto di AIL, perché AIL non è solo ricerca, ma è anche tanti di questi progetti per aiutare i malati, soprattutto ad affrontare questi momenti difficoltosi anche a livello psicologico. Ma certo, AIL non è solo ricerca, anche se voglio sottolineare per noi resta il primo obiettivo. Questo fa sì che oggi la malattia leucemica è sempre più guaribile, però il paziente è anche qualcos'altro, è persona, ha bisogno anche di progetti di riabilitazione che fanno sì che dopo una malattia così lunga, così difficile, così impegnativa possa riprendere se stesso, trovare la sua identità e andare avanti. La metafora di Sognando Itaca, che noi portiamo avanti da 20 anni e che oggi qui da Venezia ripartiamo con un progetto che coinvolgerà tutta Italia, è appunto significativa, perché così come l'eroe greco affronta insidie, affronta difficoltà, tante avventure per raggiungere la sua patria, così il nostro paziente afflitto da tumore del sangue, però fortunatamente guarito, ecco, attraverso la barca, attraverso le difficoltà, attraverso le insidie che questo comporta, ritrova se stesso, la sua voglia di vivere, la sua voglia di dominare tutto quello che si presenterà.
Bene, il nostro progetto ha affiliato molto, mentre prima la barca partiva qui da Venezia o da Genova, secondo gli anni, e toccava i porti dove erano presenti le nostre associazioni e lì raccoglieva i malati. Invece adesso in tutto il paese usciranno le barche, faranno il loro Itaca Day per un progetto che ormai è diventato un patrimonio della cultura della ripresa dopo la malattia. E così anche per aiutare i familiari di chi sta accanto alle persone malate. Ringrazio il presidente Giuseppe Toro. Qui dall'isola di San Giorgio è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, e adesso andiamo a Vicenza perché c'è un problema con i parcheggiatori abusivi e ci dice tutto Daniele Garbin. Siamo al parcheggio di San Bortolo di Vicenza, una situazione grave soprattutto per le persone che si vogliono recare in ospedale e che devono parcheggiare al momento in questo unico posto perché ci sono dei cantieri che sono bloccati per i lavori e qui diventa drammatico sempre di più trovare posto, ma non solo quello, c'è un problema dei parcheggiatori abusivi, come Giulia Gennaro dei Fratelli d'Italia e una signora con un comitato di altre persone che vengono qui regolarmente e che si trovano veramente in difficoltà a parcheggiare perché insomma è una situazione insostenibile. Riassumiamo cosa sta succedendo. Niente, praticamente nei giorni scorsi mi è arrivato un video da una coppia di ragazzi che praticamente sono stati letteralmente aggrediti da uno di questi parcheggiatori abusivi con tanto di palo e ha tentato di spaccargli la macchina. Poi la cosa è continuata, questo immigrato ha continuato ad insultarli in maniera molto aggressiva. E quindi mi è stata segnalata questa cosa che ho voluto portare assolutamente in luce a seguito anche di tante altre segnalazioni che mi arrivano tutti i giorni per quanto riguarda l'abusivismo dei parcheggiatori. Ecco, è proprio questa situazione che non è una punta di un iceberg, non è un fatto isolato. No. Anche voi siete qui anche perché siete state vittime anche voi, avete visto testimoni, no? Sì, infatti ho visto anch'io, tantissimi vengono qua, però riescono sempre a scappare, riescono comunque a saltare e noi siamo condannati perché effettivamente o parcheggi dove dicono loro e ti salvi la macchina, altrimenti quando esci dall'ospedale, e non si va in ospedale per salutare o fare un giretto turistico, ma perché ci sono problemi di salute, quindi già parti con uno stato d'animo che non è naturale, arrivi qua e se no ti prendi il parcheggio dove dicono loro rischi veramente di prenderle. Grazie, allora proprio per quella situazione che purtroppo non è nuova, Vicenza rivive perché periodicamente insomma qui non è mai cambiato molto, a chi fare un appello? Ma io faccio un appello direttamente al sindaco, visto che è un suo dovere come assessore alla sicurezza garantire la sicurezza perlomeno all'interno dei parcheggi che già i cittadini pagano profumatamente. Se devono pagare anche il pizzo a queste persone che lavorano in modo totalmente illegale, credo che non sia più accettabile ad oggi. Qui il governo non c'entra, come tante volte lui tira in mezzo il discorso, tira in ballo il discorso del governo, qui non c'entra, qui c'entra l'amministrazione comunale, quindi è un tema che deve affrontare questa amministrazione. Grazie a Daniele Garbin dal San Bortolo di Vicenza. Andiamo a Padova per il via ai lavori sul ponte Ariosto, che è uno snodo delicato per il traffico che arriva dagli ospedali, dalla Stanga e da Padova Est. Ci sono modifiche alla viabilità, insomma sarà un'estate di passione. Sentiamo Federico Fusetti. Ogni anno a Padova si eseguono controlli sui 200 ponti presenti in città per garantire sicurezza a pedoni e automobili e per questo servono manutenzione e rifacimento di ponti e passerelle. Ora tocca al ponte Ariosto, nodo delicato per la viabilità in arrivo dagli ospedali, dalla Stanga e da Padova Est. Per mantenere le condizioni di sicurezza, quindi per questo intervento di manutenzione, sarà necessario sollevare il ponte di circa 1,5 metri per consentire all'impresa delle operazioni di manutenzione indispensabili per mantenere le condizioni di sicurezza di un ponte che è degli anni 50. Si interverrà in 2 fasi perché in realtà sono 2 manufatti costruiti insieme, costo dell'operazione 600.000 euro. Solleveremo la parte di ponte che sta in quella zona, i lavori inizieranno il 23 giugno e termineranno il 24 di luglio, dopodiché
giù quel ponte, ripristinata la viabilità su quel tratto. Dal 25 di luglio fino al 16 di agosto invece si interverrà allo stesso modo, alla stessa maniera di prima, sul ponte che attraversa il Roncaiette. Per i lavori è stato scelto il periodo estivo con meno traffico e sarà riorganizzata la viabilità alternativa nelle strade limitrofe. Modifiche anche ad alcune linee degli autobus del trasporto pubblico locale. In particolare si tratta della linea 15 che verrà sostituita da altre linee, in particolare dalla 6 per quanto riguarda il quartiere di Camin, quindi prolungando il servizio della linea 6 che poi dopo per buona parte del percorso zona ospedali seguirà quello della 15 e a nord al quartiere Alcella la 24 che modificherà il percorso per appunto servire quel tratto che era servito dalla 15. L'invito ai cittadini è quello di visitare il sito di Bus Italia per consultare le modifiche che verranno esposte anche alle fermate. E non sarà possibile completare gli interventi di manutenzione alle paratoie del Mose a Venezia entro l'estate. La notizia era già nell'aria, ma adesso è diventato ufficiale, tutto rinviato al 2026. Solo poche ore fa il Comitato Tecnico ha finalmente approvato il progetto di manutenzione delle dighe mobili del Mose, che avrebbe dovuto ricevere il via libera e il relativo benestare ancora nel mese di dicembre 2024, 6 mesi di ritardo che, come spiega Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, che riunisce le imprese consorziate, faranno slittare di un anno gli interventi di manutenzione alle paratoie, che sono fondamentali. Con queste tempistiche diventa molto difficile garantire le operazioni di revamping e di manutenzione, soprattutto di revamping delle 6 paratoie di cortesia entro la finestra estiva dell'anno in corso. I lavori di manutenzione delle paratoie, stando agli accordi, si possono fare solo nel periodo estivo, che non è la stagione tradizionalmente delle acque alte e quindi di un minor utilizzo delle paratoie, ma prima di avviare l'intervento vanno eseguite delle opere preparatorie per le quali servono mesi di lavori, perciò la manutenzione deve attendere. Un'operazione di rimessa in ripristino delle 6 paratoie di cortesia che vengono utilizzate nel momento stesso in cui si prelevano dalle schiere altrettante paratoie che invece vanno sottoposte a processo di manutenzione. I lavori sono di fatto terminati, si sta proseguendo per quanto riguarda i lavori di tipo ambientale che tanta parte hanno all'interno dell'opera Mose in senso largo. Possiamo affermare che l'attenzione, come è giusto che sia, è rivolta a queste operazioni di tipo manutentivo, in quanto sono propedeutiche alla riconsegna dell'opera al legittimo proprietario che è lo Stato. Con Lorenzo Maier restiamo a Venezia perché si susseguono le iniziative per liberare, fare in modo che avvenga al più presto la liberazione di Alberto Trentini, cooperante del Lido di Venezia, che è in carcere in Venezuela da 200 giorni. Sabato mattina la parrocchia di Sant'Antonio del Lido di Venezia, che è la parrocchia di Alberto Trentini, farà un pellegrinaggio in bicicletta fino alla Basilica del Santo a Padova per chiedere la liberazione del cooperante italiano che si trova ingiustamente arrestato in carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre, 200 giorni di prigionia senza alcun segnale a parte una rapida telefonata alla famiglia di qualche settimana fa. Chi non potrà partecipare in bicicletta al percorso avrà modo, se vuole, di raggiungere Padova con i mezzi propri e poi unirsi al momento di preghiera della comitiva previsto a mezzogiorno alla Basilica del Santo. Questa iniziativa è proposta dalla parrocchia del Lido, guidata dal parroco Don Renato Mazzuia, nell'ambito della festa patronale. In questi giorni ci sono molte iniziative a favore di Alberto Trentini. Il sabato 7 giugno ci sarà un pellegrinaggio che parte dal Lido di Venezia, dalla parrocchia proprio di Trentini, di Alberto Trentini, fino a Padova. Si può fare il percorso in bicicletta, per chi non riesce può benissimo organizzarsi con mezzi propri o raggiungere Padova con il treno.
Lunedì invece in programma una camminata organizzata fino a Mestre dal Comitato delle Amiche e Amici di Trentini. Una camminata da San Pietro di Castello, Venezia, fino a Mestre. Tutto questo per fare in modo appunto di sensibilizzare l'opinione pubblica e far capire che niente è impossibile. Tutti insieme ce la possiamo fare. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG. Dopo 9 anni di lavori apre a Padova il parco inclusivo Albero del Tesoro. Il percorso è stato lungo, ma alla fine Padova avrà il suo parco inclusivo. L'11 giugno si apriranno finalmente i cancelli del parco comunale inclusivo Albero del Tesoro, un'area verde attrezzata in via Siena nella zona del Basso Isonzo, accessibile a tutti, a bambini e adulti con o senza disabilità. Il cantiere è durato 9 anni, ha subito uno stop durante la pandemia nel 2020, poi la carenza di manodopera e forniture, ma alla fine grazie al coinvolgimento di 17 enti impegnati nell'inclusione e nella disabilità è stato completato. Siamo finalmente arrivati a questo importante risultato e quindi le bambine e i bambini con le proprie famiglie potranno finalmente giocare in questo luogo speciale dove ogni struttura ludica è stata pensata, progettata nei minimi dettagli secondo principi di massima accessibilità e inclusività. Quindi con grande orgoglio che possiamo dire di essere arrivati finalmente all'apertura di questo spazio pubblico che è stato realizzato grazie alla generosità di tanti enti che hanno investito risorse per realizzare questo spazio unico. Il primo anno di gestione, vista la particolarità unica del parco, è stata affidata alla Fondazione Holman. Anche il Comune verrà coinvolto. Abbiamo investito delle risorse per completare i lavori e completato anche la procedura per individuare un soggetto che ci aiutasse alla gestione, almeno in questa prima fase di questa area verde molto speciale. Sarà aperta dal mercoledì alla domenica tutti i giorni dalle 9 alle 19 nel periodo estivo e poi a settembre ci troveremo tutti insieme anche con i soggetti che hanno donato nel corso di questi anni per festeggiare questo risultato. Padova ha un nuovo spazio verde aperto al pubblico, ma soprattutto che è all'avanguardia in termini di accessibilità, di capacità di inclusione. Un festival di 3 giorni, un festival dell'acqua nel cuore di Treviso dal 20 al 22 di giugno. Ne parliamo con Giulia Angelon dell'associazione Rocking Motion. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Allora, di cosa si tratta? Festival dell'acqua, vediamo anche il flyer alle nostre, qui alle mie spalle, d'acqua. Connessi per natura. Sì, allora d'acqua, Connessi per natura appunto è il primo festival sull'acqua che si terrà a Treviso, come dicevi correttamente, dal 20 al 22 giugno ed è un festival di taglio artistico-culturale che ha proprio l'obiettivo principale di celebrare l'acqua, la risorsa idrica a Treviso, che è una città conosciuta nel mondo per l'acqua, infatti è detta città d'acque, per i suoi numerosi corsi d'acqua, per le numerosissime fontane, per il fiume Sile. Cosa vogliamo fare con questo festival? Il festival che è realizzato in collaborazione con vari partner istituzionali e privati che ci hanno permesso di metterlo a terra e concretizzarlo, tra cui appunto il Comune di Treviso, Ascom Confcommercio e ATS, diciamo nella parte istituzionale. Questo festival vuole da un lato celebrare l'interconnessione tra l'essere umano e la risorsa idrica. Siamo composti d'acqua e quindi è importante prenderne atto e anche ricordare, diciamo, questa unione che c'è tra noi appunto e questa risorsa. E come lo vogliamo fare? Attraverso iniziative artistiche, culturali, momenti di condivisione e dall'altro lato vogliamo anche, diciamo, dare un gancio concreto alle persone per poter intraprendere delle azioni quotidiane che siano più in linea, in armonia con la natura. Questo lo faremo ripartendo dal nostro progetto, che è, diciamo, anche la culla da cui poi nasce d'acqua, che è il progetto Free Acqua, che è un progetto di mappatura di tutte le
fontane della città di Treviso, geolocalizzazione e narrazione anche del patrimonio storico-artistico di queste fontane, che sono più di 130, con l'obiettivo di stimolare dei modelli di consumo più sostenibili e far conoscere appunto questa ricchezza che c'è in città. Quindi l'obiettivo del festival è anche quello di stimolare i cittadini e turisti a consumare l'acqua pubblica, a conoscere il patrimonio idrico locale. Tutte le fontane della città in questi 3 giorni saranno illuminate con delle lanterne, quindi saranno, diciamo, riconoscibili più del solito, e l'intento è anche quello di coinvolgere i locali pubblici, bar e ristoranti che possono essere interessati ad offrire l'acqua di rubinetto ai propri clienti. Prassi, diciamo, che è ormai la normalità in moltissimi paesi a livello internazionale, che in Italia ancora tarda ad arrivare, nonostante siamo uno dei paesi con una qualità dell'acqua più alta in assoluto. Dall'altro lato invece c'è un consumo di acqua in bottiglia altissimo, quindi l'obiettivo è anche quello di coinvolgere i locali appunto che si renderanno disponibili, mapparli nella web app freeacqua.it, consegnare loro un adesivo che verrà attaccato alla porta d'ingresso proprio per riconoscerli come amici dell'acqua. Da un punto di vista artistico e culturale, la proposta, diciamo, per questa prima edizione abbiamo cercato di renderla il più armoniosa e varia possibile, quindi le proposte sono parecchie, dal venerdì sera alla domenica sera, per target differenti, dalle famiglie ai giovani alla cittadinanza tutta, e abbiamo coinvolto anche moltissimi artisti e associazioni in realtà del territorio che ci hanno supportato per organizzare e rendere concreto questo momento. I punti, diciamo, centrali di riferimento, tanti eventi. Un festival itinerante. Sì, allora diciamo che il punto centrale è la zona dell'Isola della Pescheria e Piazza San Parisio in centro, anche il Museo di Santa Caterina con 2 esposizioni di 2 artisti, una biologa e pittrice, Maddalena Ioda, e Differential Forms, un'altra realtà che esporrà a Santa Caterina per tutte e tre le giornate, e poi ci saranno degli eventi da DJ set con una biologa marina e un trombettista jazz, un DJ, che uniranno le loro ricerche, i loro campionamenti dei suoni delle megattere, del mare eccetera, li trasformano in musica, momenti di laboratori collettivi con i bambini accompagnati da Arzica, che è un'associazione che ci sta supportando nello sviluppo di queste attività, la pulizia del Sile in canoa e a piedi con Open Canoe Open Mind, un giro in bicicletta con FIAB fino a terminare a Villa Tiepolo Passi e un tour della villa, altri momenti di DJ set, un gruppo Meriachi Trio che farà un concerto jazz e molto ancora, tour delle fontane con attori di improvvisazione, insomma ne abbiamo un bel programma denso. Complimenti, grazie Giulia Angelon. E chiaramente, scusi, dimenticavo anche Marco e Pippo, il sabato sera, che so che sono apprezzati molto da tutti. Ci sarà uno spettacolo comico, teatrale il sabato sera. Un po' di umorismo, esatto. In questi tempi non guasta mai. Grazie a Giulia. Grazie. A Giulia Angelon, noi tra l'altro siamo media partner, per cui seguiremo una parte di questi molti eventi. Grazie molte. Andiamo avanti con un weekend di gare con le auto storiche nel Trevigiano, il 14 e 15 giugno, l'8ª edizione della Marca Classica. Vediamo. La manifestazione qui a Treviso è una manifestazione molto collaudata e quindi crediamo che potrebbe essere una nuova fase di rilancio, perché la Marca Classica sta diventando un marchio non solo dell'Automobile Treviso ma di tutto il territorio della provincia della Marca Trevigiana. Fiore all'occhiello dell'automobilismo storico in Italia, torna con la sua 8ª edizione la Marca Classica, in programma il 14 e 15 giugno, gara di regolarità classica valevole per il tricolore della specialità con abbinata la versione turistica. L'edizione 2025 è destinata a segnare una svolta nella storia della manifestazione. Vuoi per le regolamentazioni che sono intervenute e quindi un ampliamento della finestra di partecipazione delle varie auto. Prima Marca Classica per Stefano Torcellan nella duplice veste di neopresidente di ACI Treviso e direttore di gara. Un'occasione per conoscere da vicino la storia dell'automobilismo, ma anche per ammirare le bellezze paesaggistiche della marca lungo il percorso
percorso che da Quinto si snoderà a Castelfranco, Maser, Cison di Valmarino, proseguendo nella seconda parte verso Montebelluna e Signoressa prima del traguardo finale. Il tutto preceduto dalla Power Stage del sabato pomeriggio con partenza da Porta Santi 40. La marca classica fa riferimento alle auto che vanno dal 1900 fino al 2000, quindi abbiamo quasi un secolo di modelli da poter proporre agli appassionati e alla cittadinanza. Allora, vediamo le ultime sul calcio Padova. Sentiamo la nostra redazione di Padova. Il calcio Padova potrebbe cambiare proprietà. Da indiscrezioni, un fondo statunitense, Primera Capital, con sede a San Francisco e una disponibilità dichiarata di $100 milioni, ha formalizzato la sua proposta d'acquisto. Le voci che da mesi si inseguivano sulla vendita della società biancoscudata si stanno dunque concretizzando. Il fondo americano, che fino ad adesso ha investito nel settore dell'innovazione e dell'high tech, ha fatto un'offerta di €6 milioni. Il passaggio di categoria dalla Serie C alla Serie B sarebbe stata la spinta decisiva per far partire l'offerta. Entro fine mese la trattativa potrebbe concludersi per permettere una programmazione per la prossima stagione. Nel frattempo la società ha comunicato che ha presentato tutta la documentazione per l'iscrizione del club al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2025-2026. Lo stadio, per ora scelto per le gare casalinghe in attesa che vengano ultimati i lavori di adeguamento dell'Euganeo, è lo stadio di Piacenza, dove verrà con tutta probabilità disputato l'incontro contro il Vicenza, valevole per la Coppa Italia ad inizio agosto, mentre il debutto in campionato, che sarà tra fine agosto e inizio settembre, potrebbe già giocarsi all'Euganeo. Domenica e lunedì si vota per 5 referendum abrogativi. Vediamo con Francesca Bozza quali sono i quesiti. Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15 si vota per i 5 referendum abrogativi promossi da CGIL e Più Europa su lavoro e cittadinanza. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Ai seggi saranno consegnate 5 schede di colore diverso. In quella verde si chiede l'abrogazione di uno dei decreti attuativi del Job Act che norma le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Il quesito contenuto nella scheda arancione propone l'abolizione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti. Il terzo quesito, scheda grigia, propone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice e subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è il quarto quesito contenuto nella scheda rossa. Infine scheda gialla con la richiesta di dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Perché i quesiti referendari siano validi è necessario superare il quorum dei votanti del 50% più 1 del corpo elettorale. Gli ospiti di questa sera a Focus: Marco Brigo, Roberto Caon, Lorenzo Damiano, Alberto Gava, Morena Martini e Francesco Vianello. Grazie per averci seguito fin qui, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Tony Esposito, e ci vediamo stasera, se lo vorrete, alle 21:15. Buona giornata.